Penso che Paternò avanza questa candidatura di creare un centro per la preparazione olimpica e ha tutte le caratteristiche per poter riuscire in questa, diciamo, impresa a cui vuole assolvere. Bisogna avere un progetto chiaro, trovare, in questo momento questa è la parte più difficile, il finanziamento necessario per attrezzare questa condizione e poi fare in modo che tutto questo poi venga gestito a livello delle federazioni sportive, in particolare dell'atletica leggera, ma anche di altre federazioni, per utilizzare il centro. Diciamo, la proposta è giusta, lo spirito è giusto, per quel che mi riguarda io mi sono impegnato a sostenerla a tutti i livelli. Aggiungo anche che dobbiamo, come dire, convincere tutti che lo sport è fondamentale nella vita, non solo perché escono grandi atleti come abbiamo visto da Nibali alla Fiamminco e dalla Fiamminco a Carioli, ma anche perché è questa l'unica maniera per prevenire malattie, per prevenire obesità, per mettere in moto una crescita positiva dei nostri giovani e anche degli anziani. Quindi bisogna proprio convincere tutti che investire nello sport è un bene.